Bene, eccoci qui, bentrovati o bentornati e siamo arrivati all'ultimo incontro di questa mattinata. Il nostro menù ha visto questa quadrilogia sull'orientamento e adesso siamo qui insieme, io, dottoressa Erika Vitantonio, Nicola Ceron, mio collega, entrambi con competenze sull'orientamento sviluppate sia ovviamente con le nostre riflessioni, ma anche e soprattutto con la presenza diretta nel contesto orientativo con i ragazzi. Esatto, sì, buongiorno a tutti, bentrovati. Bene, allora come andiamo a chiudere questa mattinata? Abbiamo iniziato parlando dell'impatto delle attività orientative, della loro importanza nel quadro educativo sociale di oggi. Abbiamo riflettuto su quali sono gli errori di pensiero, l'atteggiamento pedagogico e psicologico che solitamente portiamo avanti. Abbiamo poi fatto una riflessione su qual è il ruolo, l'atteggiamento dell'adulto, quale potrebbe essere, e adesso andiamo a chiudere con un taglio che vuole essere anche una riflessione pratica, nel senso che la nostra esperienza diretta nei contesti scolastici e della formazione, quindi parliamo di scuole secondarie di secondo grado, ci permette anche di trarre delle riflessioni. Quindi l'ultimo argomento che vogliamo trattare è proprio questo, la stratificazione sociale all'interno dei contesti educativi e quali sono poi le strategie, non tanto per contrastarlo, perché contrastare un fenomeno sociale è complesso, ma se non altro per gestirlo, per affrontarlo. Quindi diciamo che la prendiamo un pochino alla lontana, nel senso che, giusto per fare una sintesi, abbiamo detto che l'orientamento è e resta una pratica educativa e che in quanto tale attraverso le azioni orientative noi cerchiamo di trasmettere ai discenti, quindi alle persone a qualsiasi età che hanno bisogno di confrontarsi con azioni di orientamento, noi cerchiamo di trasmettere quelle procedure, i contenuti, gli obblighi, i divieti e i valori che sono funzionali al vivere nella società precostituita. E una postilla è questa, che effettivamente l'orientamento riguarda l'arco della vita. Noi certo ci occupiamo principalmente dell'orientamento nell'età evolutiva ed è per questo che spesso c'è una coincidenza tra orientamento, educazione al valore del lavoro e dell'istruzione e scelta della scuola e prosecuzione del percorso scolastico. Sappiamo però che le attività orientative restano educative anche quando riguardano per esempio il ricollocamento o anche quando riguardano l'uscita per pensionamento della persona al mondo del lavoro, quindi è un campo molto vasto. Ma tornando a noi, attraverso le azioni orientative noi trasmettiamo effettivamente quello che alla persona serve per poter vivere in modo autonomo e piacevole, di successo, all'interno della società. Quindi queste azioni ci permettono in qualche modo di far sì che le persone sappiano fronteggiare questo futuro così incerto e che oggi è solo ipotizzabile, e spesso quindi anche tutte le nostre azioni si orientano su questo. E un obiettivo quindi indiretto delle azioni orientative è proprio quello di permettere alle persone di consolidare delle strategie che vadano a potenziare, a proteggere dal pericolo dell'isolamento sociale nella vita adulta. E cosa si intende per isolamento sociale? Si intende il rischio di vivere ai margini, di non avere relazioni di successo, di non rivestire un ruolo di sufficiente potere personale da poter agire scelte con efficacia. Per esempio, sempre per riconnetterci un po' e tirare il filo, abbiamo visto che uno dei motivi per cui noi investiamo così tanto sulla gestione della dispersione scolastica è che si è visto che chi va in dispersione, in abbandono scolastico alle secondarie di secondo grado, spesso da adulto aumenta i rischi di non riuscire ad avere una collocazione lavorativa stabile, oppure aumenta i costi sociali, aumenta la necessità di chiedere supporto, e quindi tutto questo significa vivere ai margini in qualche modo. Quindi
Ma perché è così importante stare nella società? Perché vivere in società è una scelta di convenienza e convenzionale, ma arcaica. Prima proprio tu, Nicola, parlavi di quanto per parlare di orientamento dobbiamo parlare di evoluzione delle società. Allora la nostra scelta di vivere in società è sia una scelta genetica, biologica, che una scelta culturale. Cioè noi non nasciamo, perché la verità è che essendo mammiferi noi non siamo autonomi alla nascita, quindi noi nasciamo nella necessità della dipendenza con gli altri, e quando evolviamo come società, perché lo sviluppo filogenetico e quello entogenetico comunque seguono lo stesso percorso, quindi la persona evolve gradualmente così come evolve la società. Ed ecco perché la società oggi è così complessa e l'individuo è così complesso. Ma quando noi non eravamo ancora in questa complessità, ci siamo accorti che se condividevamo il piccolo gruppo e poi il grande gruppo, avevamo più possibilità di sopravvivere, e quindi trasmettevamo questa possibilità di sopravvivenza anche alle altre generazioni, alle giovani generazioni, e la sopravvivenza coincideva con la possibilità di avere una vita soddisfacente. Per cui vivere in società si fonda però sul fatto che si fa mal comune mezzo gaudio, quindi nessuno è veramente soddisfatto, ci sono delle regole rigide per stare in società, ogni società, sia quella estesa che quella ristretta, i piccoli gruppi hanno tante regole e a volte sono consapevoli di queste regole, alle volte un po' meno. Oggi ci occupiamo principalmente della semi-inconsapevolezza delle regole sociali. Infatti l'educazione a queste strategie che sono protettive per il futuro è importante, è così importante che le azioni orientative che vengono rivolte ai bambini, ai preadolescenti, agli adolescenti si basano principalmente sulla trasmissione di valori, di attenzione ai pericoli, obblighi e divieti volti a far sì che le persone siano capaci di gestire la loro affermazione sociale. Quindi per esempio noi trasmettiamo il valore del denaro, trasmettiamo il valore del potere di scelta, e iniziamo a far sì che le persone crescano con l'idea che la libertà coincida col potere, per esempio, e che il potere coincida con un buono stipendio o con una possibilità di gestire a livello manageriale il proprio lavoro. Quindi ciò che viene trasmesso è il valore del prestigio sociale. Faccio già un Vai. insight, perché diciamo che oggi il mio scopo è un po' anche quello di portare un po' su un piano di realtà e quindi poi parlare anche della nostra esperienza di fatto pratica sul campo, mi viene quasi da dire sul fronte, no? Dell'essere sempre all'interno di una scuola della formazione professionale, quello che appunto noi siamo in ENAIP. Ecco, riguardo appunto al prestigio sociale, c'è una slide che ho riportato e sono le classiche frasi, no, che sentiamo dire dei genitori con cui ci relazioniamo e poi anche dai nostri ragazzi. E vediamo dove è andata a finire, eccole qua. Eccolo, solo alcune scuole assicurano il prestigio sociale. Ecco, in questi giorni io sto andando anche nelle scuole medie a fare l'orientamento orientamento specialistico lo definiamo noi, quindi parliamo proprio di che cosa vuol dire scegliere, che cosa vuol dire fare orientamento ed è vero, verissimo. Io ormai pensavo che fosse passata questa cosa, ma ritorna ancora. Un esempio che sentivo prima anche in relazione un po' a quello che abbiamo sentito negli altri 4 talk, una mamma, pensavo sempre a questa mamma proprio qualche giorno fa che mi dice parliamo, raccontiamo eccetera, e lei alza la mano e dice sì, perché mio figlio, io sono preoccupata per mio figlio perché lui ha la fissa della musica, vuole fare il musicista. Ma io so già che con la musica non va da nessuna parte. Cosa fa quella musica? Non va da nessuna parte. E allora anche lì ci siamo guardati con la collega che c'era l'insegnante che la conosce, allora signora non ha sentito niente di quello che non ha ascoltato l'ora e mezza di discorso che abbiamo fatto prima. E lì abbiamo un po' smontata dicendo ma che cosa vuol dire lavorare nella musica? Ci ha mai considerato questa cosa? Allora, e quindi magari fare un tecnico, ad esempio qua dietro abbiamo delle persone
altamente professionali, preparate, che hanno permesso, pensiamo, no, anche solo a questo o tutto quello che vediamo. Sono persone che hanno studiato, si sono formate in ambito magari tecnico, in ambito magari liceale, musicale, se vuole fare il compositore. Eppure sta mamma fa, beh ma vabbè, e alla fine vediamo se alla meccanica ci sta. Vabbè, e quindi no, sempre quest'idea di questo prestigio sociale, di avere, e allo stesso tempo i ragazzi che spesso mi dicono, eh sì perché ormai vabbè con questa scuola non faccio niente, non arrivo a prendere 1800 euro, perché il mio amico che lavora lì prende 1800 euro al mese. E io dico, beh guarda, se vai in un'azienda e ti prendono, chiamami che vengo anch'io, perché oggi ecco il prestigio è più lato ragazzi, è strettamente collegato con la parte economica che dicevi prima, quindi proprio c'è questo schema mentale, questo stereotipo che si sta creando e che un po' alla volta però bisogna comunque riportare su un piano di realtà. Sì. Sì, e hai proprio ragione, perché la verità è che dato che la mente adolescente e la mente adulta sono differenti, noi trasmettiamo un valore, come quello del prestigio sociale, ma non è che viene colto, compreso e assimilato per come noi lo abbiamo trasmesso, e quindi non c'è mai una coincidenza. Io ti chiedo di andare indietro con le slide, grazie, perché intanto cerchiamo di capire cos'è il prestigio sociale. Il prestigio sociale, sì, ci siamo. Il prestigio sociale è un indice che ci permette, come fosse una bussola, che ci permette di capire quanto in quel momento siamo in una posizione di protezione e sicurezza all'interno della società. Quindi è un valore che cambia sia a seconda del microgruppo, ma anche del macrogruppo, e soprattutto è un valore che cambia a livello storico, e qui inizia il problema, perché se l'orientamento è una pratica educativa, la pratica educativa si basa prima di tutto sul tramandare alle nuove generazioni quello che per noi è stato funzionale. Tuttavia, l'idea di prestigio sociale che era funzionale per noi per tenerci in sicurezza nella società, oggi fondamentalmente non esiste più e si basa su nuove ideologie, su nuove priorità. E quindi questo è l'inizio della non comprensione. Ma questo valore genericamente quindi è esteso, e in questo senso cosa succede? Perché purtroppo la mia è una mente da psicologa, quindi devo metterci un po' del mio. E quello che facciamo attraverso il prestigio sociale è estendere una competenza che è molto molto funzionale a noi, che è la generalizzazione e la gerarchizzazione. Cosa vuol dire? Che io sono abituato al fatto che a 6 anni devo saper fare una cosa, devo saper mettere in ordine dal più grande al più piccolo, oppure devo saper mettere in fila i numeri da 0 a 10. Questa è la gerarchia. La gerarchia mi è funzionale perché la capacità di gestire questa competenza è funzionale alla mia autonomia anche di bambino e poi di adulto. Noi dobbiamo saper gestire le quantità. Allora noi cosa facciamo? Dato che la nostra mente poi ci inganna, noi prendiamo delle competenze e siccome funzionano in un aspetto della nostra dimensione di vita, la utilizziamo anche in altro. Quindi la vita sociale segue più o meno le regole arbitrarie che noi abbiamo trovato funzionali nella nostra sopravvivenza tra noi e il mondo. E questo anche è pericoloso, perché non è detto che la società si possa basare sulle gerarchie. Se ci pensiamo un attimo, questa è un'arbitrarietà, cioè qualcosa che noi abbiamo deciso perché abbiamo capito che vedere la gerarchia, che è poi il modo in cui noi siamo cresciuti, cioè noi sappiamo che il rapporto genitoriale è un rapporto gerarchico, non c'è parità tra genitore e figlio, perché il genitore deve dare cura e deve indicare, e quindi noi lo trasportiamo nella società e quello che facciamo è costruiamo una gerarchia per cui ci sarà qualcuno che ci dovrà indicare la via. Questo è il senso, e in tutto questo quindi inseriamo all'interno del valore prestigio sociale un altro aspetto che è quello della desiderabilità sociale. Ti chiedo di... Grazie.
Cos'è la desiderabilità sociale? Noi possiamo intenderla come un gradiente, è una scala, è un indice su cui si combinano una serie di fattori che fanno sì che quel contesto, quell'ambito, quel lavoro, quella scuola, quell'hobby siano più o meno utili a raggiungere il prestigio sociale. E sono quelli che vedete anche nella slide, ma combinati tra loro. Noi ad esempio sappiamo che rispetto alle professioni i fattori che si combinano per creare desiderabilità sono il grado di responsabilità, il livello di competenze richiesto, il titolo di studio, la stabilità del lavoro, il potere, il grado di autonomia, l'utilità sociale di quel ruolo, il rischio imprenditoriale, la creatività e la visibilità mediatica. Per esempio, noi che abbiamo superato da pochissimi anni l'adolescenza, sappiamo benissimo che abbiamo difficoltà a collocare un influencer nel prestigio sociale, a prestigio economico, a desiderabilità rispetto all'aspetto economico, ma per noi non c'è desiderabilità sociale, c'è solo desiderabilità economica, perché nelle nostre generazioni il fattore di utilità sociale, dato che siamo tutti figli del welfare, ok? Quindi il concetto di utilità sociale è molto più forte del concetto di guadagno, e inoltre per noi il concetto di stabilità economica e di stabilità del posto di lavoro è molto più forte. Eppure noi sappiamo che oggi questi fattori hanno sempre un effetto, ma iniziano a combinarsi in modo diverso. Quindi devono combinarsi e non sempre reggono nelle microculture. Grazie. Ora, dato che questi fattori sono dettati culturalmente, quindi non sono precostituiti, cioè questi sono artefatti, sono il prodotto del nostro scegliere di vivere in questo modo, e noi poi li intramandiamo in modo quasi totalmente inconsapevole, ma sono arbitrari, nel senso, noi sappiamo, Margaret Mead per esempio molti anni fa fece una ricerca su quanto l'adolescenza fosse una fase della vita critica in tutte le culture del mondo, e si è resa conto che anche l'aspetto critico dell'adolescenza è un artefatto culturale, cioè riguarda principalmente le società occidentali strutturate su gerarchie di potere economico, ma in contesti, in società che si strutturano per esempio su caccia, raccolta e agricoltura, o comunque più semplici, più rurali, l'adolescenza è una fase di passaggio che viene celebrata perché porta all'età adulta, ma non necessariamente coincide con un momento di crisi nella vita familiare e nella vita di una persona. Questo per sedimentare in noi il fatto che anche la desiderabilità sociale o l'indesiderabilità sociale di alcuni mestieri è effettivamente prodotto della nostra cultura. Quindi alle volte, queste, essendo delle strategie e dei valori tramandati per educare e per proteggersi, si tratta quindi di misconcezioni, di false credenze. Noi diamo per scontato che è così perché abbiamo appreso a livello quasi inconsapevole che effettivamente è così. Tuttavia i fattori di desiderabilità sociale, le idee di prestigio sociale spesso quindi si basano su dati imprecisi, ovvero noi non abbiamo solo prova del fatto che per forza di cose alcuni lavori portano necessariamente a un'affermazione. Noi scegliamo di fare questo e scegliamo di affermare chi fa un certo lavoro. Quindi c'è una differenza tra quella che poi è la realtà e quella che è la nostra interpretazione. Ma noi trasmettiamo queste imprecisioni come fossero dei dettami educativi per le nuove generazioni e quando facciamo questo iniziamo a trasmettere valori incollando queste idee di desiderabilità sociale, di prestigio sociale anche alla scelta della scuola. In che senso? Nel senso che siccome noi abbiamo il bisogno di predire
le difficoltà del futuro, soprattutto in campo economico, soprattutto nella gestione della propria possibilità di scelta, noi cerchiamo di anticipare i concetti di desiderabilità e di prestigio sociale quando ancora non si parla di lavoro, e quindi applichiamo le stesse regole anche alla selezione delle scuole, per cui anche il nostro sistema organizzativo, l'architettura ad esempio del sistema di istruzione, quindi le secondarie di secondo grado o l'architettura dei percorsi che seguono il diploma, vengono gerarchizzati in modo arbitrario, ricalcando quella che noi abbiamo deciso essere la gerarchia delle professioni stesse. Quanto spesso, no, ci sentiamo dire è meglio un liceo? Sicuramente il liceo è la cosa migliore. Poi vabbè, il tecnico, sì, il tecnico c'è dappertutto, lo fanno tutti, il tecnico ci sta, si fa il tecnico. L'istruzione professionale iniziamo già a dire, quasi quasi facciamo finta che, non so se voglio dire in giro come genitore che mio figlio fa l'istruzione, non tocchiamo la formazione professionale, perché proprio la certificazione triennale, vero? Un certificato proprio no, non ci sta. E ecco, l'altra grande lotta che stiamo veramente cercando di portare avanti con gli incontri che facciamo con i genitori è proprio questa, cioè di vedere il percorso, noi lo chiamiamo percorso a 4 vie, alla pari 4 strade che si possono intraprendere, e noi poi lì ci mettiamo dietro l'aspetto più, come dire, cognitivo del ragazzo, quindi che capacità hai di studiare una determinata cosa. Con noi per esempio appunto lavoriamo sull'ambito, scegliere per ambito, siamo portati per le lingue e quindi che propensione allo studio abbiamo? Ok, da liceo, quindi un'apertura mentale, una capacità di pensiero molto ampia, oppure una propensione molto più pratica. Ho bisogno di studiare facendo, fare molte ore di laboratorio. Questa è una tua capacità, no? Di studio, ed è proprio che si collega con questo, perché adesso stiamo trovando anche tanto campo d'azione con gli insegnanti. Molti insegnanti delle scuole secondarie di primo grado purtroppo sono ancora chiusi nello schema di stratificazione proprio dei licei migliori, e poi si va a scendere. E viene trasmesso proprio così, nel senso che ci è capitato anche di parlare con gli insegnanti alle volte e sentirci dire casomai che qualche collega addirittura entra in classe dicendo: allora questi sono i licei, ma solo qualcuno di voi riuscirà ad andare al liceo. E non è che è colpa di questi insegnanti, è che questo è il potere dell'educazione tramandata in modo inconsapevole. Noi non siamo neanche più liberi di fare una scelta. Se io chiedessi a ognuno di voi di provare a pensare a un modo diverso dalla gerarchia di presentare l'architettura delle scuole superiori, ognuno di noi farebbe fatica, perché siamo così abituati a leggerle in questo modo che c'è difficile ricordare che questa è solo una delle alternative possibili. Ricordo che una volta una ragazza di 12 anni mi ha stupita molto dicendo: ma la differenza tra queste professioni, perché parlavamo di professioni, è che ce ne sono alcune in cui tu devi mettere in conto che non è che per farle prima devi studiare, ma è che tutti i giorni dovrai aprire libri, ricercare, fare ipotesi, e non a tutti potrebbe piacere. E in questo modo, cioè in questo modo lei sintetizzava che cosa significa professione intellettuale, ed è stato intuitivo, e vedevo proprio come le lampadine dei suoi compagni che si accendevano per questa facilità tra adolescente e adolescenza di spiegarsi le differenze. Ma rispetto a quello che stavi dicendo, che certe volte le famiglie che hanno questi studenti che vanno a un buon professionale, a un buon tecnico, sembra quasi che debbano fare coming out rispetto alla scuola che fanno i figli, cioè è quasi rivoluzionario dire: mio figlio va a fare l'industriale meccanico o qualcosa di simile. Questo perché effettivamente noi culturalmente tendiamo a credere che sia repellente, sia pericoloso
perché porterebbe all'esclusione sociale. E tutto questo si basa non su un dato di realtà, perché se noi dovessimo basare tutto questo discorso sul dato di realtà, dovremmo pensare che in questo momento io, senza le due persone che ci assistono, non avrei mai potuto né far partire un microfono né questa presentazione, e soprattutto non saremmo arrivati qui perché io non sono capace, a stento no, insomma un po' so cambiare uno pneumatico, ma devo impegnarmi in questo. Quindi non esiste una legittimazione solo di alcune professioni, non esiste la possibilità di accedere a un guadagno solo per alcune professioni. Infatti questa trasmissione culturale si basa su due errori di pensiero. Il primo è credere che la prestazione che è manifestata oggi dallo studente a conclusione del primo ciclo di istruzione sia predittiva del suo futuro successo scolastico, e la seconda è credere che sia naturale, una conseguenza naturale, che da una scuola si passi a un certo tipo di formazione oltre la scuola e poi di lavoro. Entrambe sono false credenze. Noi sappiamo benissimo che la nostra mente conclude il suo sviluppo intorno ai 22-23 anni e che la nostra maturazione a un'automotivazione interna allo studio e all'apprendimento di competenze matura mano a mano che cresciamo. Spesso perché l'adulto è più capace di apprendere velocemente? Non perché ha letto tanto, ma perché la sua motivazione all'apprendimento è più forte di un adolescente, e questa maturazione avviene col tempo. E quindi come facciamo a dire che quel ragazzo in quel momento, dato che è veramente bravo a leggere in inglese, sarà il migliore traduttore che la Einaudi potrà avere per i suoi libri? Cosa possiamo saperne noi, no? E soprattutto, come dicevamo anche prima, cosa ne sappiamo noi veramente di quali competenze tra 5 anni, 8 anni, 10 anni saranno richieste per un certo tipo di lavoro? Eppure noi trasmettiamo sulla base di queste informazioni. Qual è il risultato di questo? Il risultato è che noi incastriamo gli studenti sull'idea che il successo o l'insuccesso nel percorso scolastico dica veramente qualcosa di loro, non nell'oggi, non nel qui e ora, ma nel lì e allora del futuro. E questo significa imporgli di sviluppare una sorta di scissione di sé, cioè allora se fallisco oggi vuol dire che già a prescindere avrò fallito domani. Ma non solo, ma significa che noi chiediamo agli adulti, che come tutti gli adulti possono fallire, di fare oggi una scelta alla conclusione delle secondarie di primo grado sul futuro di un ragazzo, ipotizzando quali saranno i suoi margini di successo. E questo viene definito l'effetto Pigmalione dal mito greco, no? Per cui l'idea che a un certo punto quello che io vedo in te tu sarai, ed è questo il problema, ed è qui che purtroppo noi siamo costretti ad arrivare, che nel momento in cui io vedo un gruppo di studenti evidentemente in povertà educativa e scelgo che l'unico modo è metterli ai margini così che gli altri potranno andare avanti e loro potranno avere il loro tempo, sto facendo due cose. La prima è imporre alle scuole di omologarsi sulla base di un certo tipo di studente. La seconda è imporre agli studenti di non mescolarsi e di non badare a quelle che sono poi le loro inclinazioni. Quindi l'effetto Pigmalione, così precoce, in realtà porta ad esempio alle scuole ghetto, porta al fatto che chi è in povertà educativa resta in povertà educativa, perché la non mescolanza, soprattutto tra pari, vi ricordo che Doise e Mogny nel 68 fecero un esperimento in cui si vide che le persone di pari età apprendono molto più rapidamente che le persone in modo individuale guidate da un adulto. Allora, se io non permetto la mescolanza tra pari, perché non do pari che sono non omologati, hanno tutte competenze differenti, quello che faccio è continuare a ghettizzare. Sì, prendo giusto appunto la parola per riportare, no, appunto ad un piano di realtà, e questo è quello che abbiamo sentito prima, no? Noi nelle scuole sentiamo dire che cosa? In questa scuola ci vanno solo i delinquenti,
e purtroppo si sente ancora dire, e poi i ragazzi quindi che cosa dicono? Questa è una scuola per maschi. Ed è sempre quello che diceva prima Erika, no? Stiamo all'interno di idee, di preconcetti, di schemi che non sono più ormai quelli di oggi, quelli di oggi. Ecco sì, lo mandano al professionale, la voce dei genitori, lo mandano al professionale perché è uno zuccone. Appunto l'effetto Pigmaglione di cui si parlava prima, no? E quindi il ragazzo come si sente? Il ragazzo dice, ecco, sì, vado, ok, i miei dicono così, i miei genitori la pensano così, quindi io vado alla scuola professionale, ma quante volte sentiamo dire dei nostri ragazzi faccio l'ENAIP, faccio la scuola professionale, e quindi io non so queste cose, non riesco a capire queste cose. E allo stesso tempo appunto quello che si diceva rispetto alle valutazioni, no, dei ragazzi, non capisco le leggi della fisica, e sì, è proprio vero che sono uno stupido, quando in realtà non è così, non è questo, non è solo la legge della fisica, che cosa sai fare, in che cosa sei forte, e quante volte nei nostri vissuti nelle scuole professionali troviamo ragazzi che in realtà sono in uno stato veramente di completamente fuori di sé, non demotivati, completamente lontani dal proprio centro, proprio perché hanno vissuto degli insuccessi scolastici, perché i genitori li hanno iscritti in una scuola tecnica perché io al professionale non ti iscrivo, quando in realtà magari era proprio la loro strada. Allo stesso tempo quanti ragazzi abbiamo visto fiorire? Perché? Perché hanno scelto, hanno trovato il loro ambiente, si sono centrati e poi, per esempio, molto banalmente, hanno continuato a studiare. Racconto sempre la storia di un nostro studente che comunque in una situazione culturale anche povera, aveva necessità di lavorare e quindi di raggiungere il mondo del lavoro il prima possibile, ottenere uno stipendio. Poi alla fine della terza in realtà ha visto che ma sì, con la quarta forse riesco a farla, ha fatto il quarto anno, ha fatto l'anno di specializzazione e ha finito il percorso di ITS Academy, quindi ha percorso l'intero come dire, ciclo di studi arrivando alla formazione terziaria. Adesso che ho ancora i contatti di questo ragazzo è all'interno di un'azienda, è un responsabile di produzione, quindi ha fatto anche carriera professionale e lui era partito dicendo a me basta fermarmi alla terza per entrare nel mondo del lavoro il prima possibile. Perdona se ti interrompo, ma è interessante quello che dici, perché quello che è successo è che lui ha destrutturato lo stereotipo, no? Quindi ha aggiunto quello che noi spesso poi cerchiamo di condividere con gli studenti, cioè se non c'è linearità nel percorso, cos'è che è protettivo? L'interesse personale naturalmente, l'ambizione personale, la capacità di mettersi in gioco e di valorizzare le proprie competenze. Quello che succede spesso è che quando i desideri degli studenti vengono negati nella fase orientativa, quando poi arrivano a delle scelte maturate e convinte, sono già a pezzi, perché quello che hanno appreso nella loro scolarizzazione è che la scuola non fa per loro, che in qualche modo sono stati un fallimento per la società, e quindi c'è da fare un lavoro di recupero dell'autostima, non tanto di integrazione delle competenze, ed è questo che poi affatica le scuole, perché si trovano a fare un doppio compito. Assolutamente, è vero. Io andrei verso la chiusura lasciando, vediamo un po', andiamo a questi, ecco, e il messaggio che lasciamo sempre a tutti i genitori: non esiste la scuola di chi non ha voglia di studiare, non esiste, lo sappiamo, lo diciamo sempre, perché le propensioni allo studio sono tante. C'è chi studia smontando e rimontando un motore e c'è chi studia attraverso ore e ore di lettura e riflessione e così via. Ma piuttosto appunto suggerisco sempre di lavorare, di pensare, di dialogare con tante intelligenze. Esistono tante intelligenze, c'è l'intelligenza delle mani e l'intelligenza più dello studio, della lettura e così via.
E quindi ecco qual è l'obiettivo, no, dell'orientamento, l'obiettivo nostro come educatore. Mi piace lasciare anche questa immagine in cui si vede proprio questo ragazzo che inizia, dice non lo faccio, non posso farlo, inizia a pensarci e dice sì, voglio, come, provo, lo posso fare, lo faccio e ce l'ho fatta, ecco. E secondo me l'obiettivo massimo, ecco, degli educatori, delle persone che sono nel mondo dell'orientamento è proprio questo, di permettere ai ragazzi di diventare protagonisti della loro vita, del loro percorso. Insomma, oggi ce lo siamo detti in più modi, in più salse, l'abbiamo capito da un punto di vista e da altri punti. Insomma, credo che sia proprio questo il grande obiettivo dell'orientamento, far percorrere alle persone la propria strada per proprio il loro successo personale, ecco. Sì, concludo, mi piace molto quello che dici. E c'è una teoria gettonatissima, forse troppo, la teoria della motivazione di Maslow, quello della piramide, che è stata molto screditata negli anni, però ci dice una cosa che dal mio punto di vista è sempre molto forte e vincente. Maslow ci dice: se prima non metto la persona in condizione di soddisfare i bisogni primari e poi quelli di socievolezza, di protezione e di benessere principale, non potrò mai chiedere a quella persona di pensare all'autorealizzazione, quindi diventare il protagonista del suo percorso. Allora, quello che la scuola fa, ed è il motivo per cui investe sul benessere biopsicosociale, è creare un contesto di benessere e di soddisfacimento dei bisogni, così che si possa raggiungere questo. Bene, noi abbiamo concluso, vi ringraziamo, ecco, dell'attenzione.